direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Calcio Parlando. Se non fosse solo una partita, direi che cos'è la vita, cerchi un ruolo che vada bene, cerchi un luogo dove stare insieme. Buon lunedì 9 febbraio anche dalla redazione sportiva di Radio Padania Libera, con le voci di Daniela Madasi, collegato da Torino Alessandro Gazzera. Ben ritrovato tutti i nostri radioascoltatori. Oggi puntata doppia, invece che dalle 15.30 alle 16.30 finiremo alle ore 16 per poi lasciare spazio a Matteo Salvini, che avrà da mettere in onda la propria conferenza stampa. Quindi prima di ritornare alle vicende politiche restiamo logicamente su quelle sportive del lunedì, puntata numero 453 di Calcio Parlando, che iniziamo con la classica lettura dei giornali. Quindi Gazzetta dello Sport questa mattina, mega rissa Milan-Juve sulle immagini tele TV, poi andremo a parlare dell'incredibile rissa scoppiata fra un Adriano Galliani, che evidentemente non sa più che scuse usare per la crisi del proprio Milan, o Juventus, che magari poteva, diciamo così, cercare di non applicare troppo accuse che non avevano, direi, logica da parte di casa rossonera. Inter, gol, ribelli Icardi e Guarin nella polemica con i tifosi al trionfo. L'Inter che è tornata alla vittoria 3-0 a Palermo, spazio alla Roma, benzina verde per la Roma, Gervinho a Red Africa perché la Costa d'Avorio ieri ha superato il Ghana per 9-8 i rigori, per cui ha vinto anche la Coppa d'Africa. Poi spazio al Napoli che 4 vittorie di fila, e l'Atalanta che è andata a perdere al 93esimo a Firenze con un gol contestatissimo da tutta la società bergamasca. Tutto sport, geometra, le serve una squadra, questo l'accusa nei confronti di Galliani, che è sparata, quindi va a prendere in giro il geometra Galliani, una persona che, diciamo così, si è fatta chiamare per tanto tempo dottore non avendo la laurea, qualcuno lo chiamava signore, invece un titolo ce l'ha, quello di geometra, per cui potrebbe utilizzarlo, anche se, diciamo così, che è uscita vuota l'ha fatta negli ultimi 2 giorni. Roma pieno di verde, Gabbiadini, volo Napoli, nel Toro 2.0 rinascono l'attacco e Benassi, perché il Torino 4 vittorie di fila è andato a vincere anche 3-1 sul campo dell'Hellas Verona. Infine il Corriere dello Sport, energia verde, la Roma vince, quindi evidentemente il baby verde ha fatto molto bene in questa gara, tant'è che si è beccato 3 titoli. Il Napoli è inarrestabile 3-1 all'Udinese, ecco l'Inter firmata Guarin e Cardi, poi Juve-Milan e l'Inter sul gol di Tevez che schiaffi. Questo è lo spazio. Conte vede Tavecchio, oggi invece delle notizie a livello di calcio commesse da Cremona, diciamo così, non proprio belle nei confronti del allenatore nazionale italiana. Si parla anche di Colantone, poi anche di combattimento di altri giocatori, e vedremo poi come andrà avanti ancora questa questione di calcio scommesse che sembrano non finire. Questi titoli, Alessandro, da dove partire? Dalla ritornata vittoria dell'Inter, dalle quarte vittorie di fila di Napoli e Torino, dalla Roma che ritrova la vittoria dopo 4 pareggi, o dall'incredibile, diciamo, autogol di Galliani nel commentare Juventus-Milan? Ma io direi da partire un attimino dalla polemica, insomma, scaturita su questioni di prospettive rossonere, perché insomma dopo una partita dove oltretutto il Milan non ha giocato male, anzi secondo me è stato forse uno dei migliori Milan visti durante questa stagione, è curioso come che invece di parlare comunque di un'ottima prestazione che dovrebbe essere il punto di partenza per magari risalire in campionato, si vada a parlare di una linea tracciata parallela o non parallela, ignorando le più basilari nozioni di prospettiva, ma anche le nozioni più basilari di buonsenso. Ecco, possiamo dire, per chiudere anzitempo la polemica Juventus-Milan del
del gol di Tevez è comunque regolare, che la polemica inutile di Galliani può essere alla non conoscenza di Montari, che davanti al proprio portiere è andato a chiamare un fuorigioco, non capendo che era impossibile che ci fosse fuorigioco sul gol di Bonucci, e soprattutto andando a ostacolare proprio Lopez nell'occasione del 2-1 della Juventus. È indicativo il fatto in un club come il Milan che il capitano sia un giocatore come Montari, cioè, con tutto il rispetto per il calciatore, ma se uno va a guardare nel recente passato trova la fascia di capitano a un giocatore, sicuramente prima di tutto come Paolo Maldini, ma anche a tanti altri che hanno comunque saputo essere degli esempi di sportività, di calcio, hanno insegnato anche calcio in alcuni casi. E vedere un giocatore così, capitano di una squadra comunque importante come il Milan, fare certe sceneggiate, non rendendosi conto che un fuorigioco non ci poteva essere, sbagliando per una vagonata di palloni in mezzo al campo e permettendo alla Juventus così di imbastire al meglio le proprie offensive in attacco, insomma, io credo che il Milan dovrebbe riflettere molto sulla squadra che ha in casa, ha sicuramente degli ottimi giocatori, può fare un buon campionato, ma deve lasciare da parte polemiche così sterili e soprattutto pensare veramente a giocare a calcio, perché insomma siamo andati a questionare un fuorigioco, siamo andati a questionare una linea, dire che non mi sembra che tutto ciò faccia parte dello stile di una società così importante in Italia è il minimo. Assolutamente, corsa scudetto che vede la Juventus sempre più 7 nei confronti della Roma e più 11 sul Napoli, considerando che le prime 3 della classe hanno vinto. Possiamo andare ad analizzare un po' la corsa Europa League, perché diciamo fra le prime 3 e le altre ormai si sta creando comunque abbastanza un vuoto. Vedremo se questa sera riuscirà a recuperare dei 2 posticipi contro il Genoa, considerando che mercoledì si chiuderà la giornata numero 22, terza del girone di ritorno, con il recupero alle ore 18 di Parma, Chievo, Verona non disputata. Ieri possiamo dire che l'Inter comunque ha recuperato terreno, quantomeno è tornato alla vittoria, ha agguantato in classifica il Milan a quota 29, il Torino sta facendo molto bene dalla zona di retrocessione con 4 vittorie di fila, e Granata sono ritornati pesantemente in zona Europa League. Direi che anche la Fiorentina comunque è stato una buona vittoria, magari non meritata contro l'Atalanta, però è una squadra che ha dimostrato, diciamo così, di poter sopperire una partenza importante, qual è stata quella di Quadrado. Che la Fiorentina riuscisse a sopperire la partenza di Quadrado personalmente non avevo dubbi, anche perché ha un allenatore sicuramente molto preparato e un organico che, nonostante sia molto diverso, perché ci sono tantissimi giocatori che provengono da realtà completamente diverse da quella del calcio italiano, è sicuramente un organico molto, molto, molto compatto, e le aggiunte di Diamanti e Gilardino sicuramente stanno facendo molto bene al gruppo in ambito di esperienza, ma anche a lungo tempo sicuramente si faranno sempre più sentire anche per quanto riguarda i risultati. Il Torino sta sfruttando veramente un bellissimo momento di forma. Personalmente, come già avevo detto sabato, difficilmente lo vedo in corsa per quanto riguarda un piazzamento in Europa League. Per me è una squadra che può tranquillamente ambire ad una salvezza tranquillissima e a ritrovarsi poi in una posizione tranquilla nelle ultime fasi del campionato, ma non la vedo così attrezzata per lottare fino alla fine per l'Europa. E, parlando invece dell'Inter, è una vittoria che è vero scaccia un po' di crisi, ma la polemica mi sembra resti abbastanza aperta, soprattutto con i due cattivi, Icardi e Guarin, che sono contestati. Non mi sembra abbiano cercato, tra virgolette, di ricucire lo strappo nemmeno nella partita col Palermo, dove comunque il gol che è riuscito a mangiarsi Dybala a porta vuota credo sia una fotografia degna di una puntata della Jalapas, del vecchio Mai Dire Gol. Per la serie questo lo segnavo anch'io. Alessandro, rimanendo nel tema dell'alta classifica,
l'abbiamo già detto da tempo, l'avevamo detto anche all'inizio del campionato che veramente sarebbe stato soltanto una corsa a 3 per i primi 3 posti fra Juventus, Roma e Napoli. Direi che la classifica lo sta confermando. Detto comunque degli ottimi campionati adesso di Torino, Sampdoria e Genoa, che però potrebbero nel corso della stagione, diciamo così, scattare di posizioni, penso veramente che l'Europa League possa vedere soltanto, diciamo così, una corsa a 4 fra Sampdoria, Lazio, Inter e Milan. Ma premesso che fino all'ultimo non si può mai dire, ma io non escluderei a priori nemmeno il Palermo, perché comunque sia una squadra che ha dimostrato di essere molto attrezzata e al momento è davanti rispetto a Inter e Milan. Soprattutto è una squadra che può contare sul genio di 2 giocatori come Vasquez e Dybala, a parte ovviamente il colpo vuoto di ieri sera. E occhio perché poi sai il Genoa è lì, si è indebolito molto, però magari non entrerà nella lotta per l'Europa League, però sicuramente può far perdere punti molto importanti a chi l'Europa League vuole raggiungerla, e magari sai, prendi un punto qui, ne prendi 3 di là, essere lì poi al momento giusto e fare qualche brutto scherzo. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché non è così scritto il finale come il campionato magari ci vuole lasciare intendere. Ecco, scorrendo la classifica, arrivando in zona salvezza, abbiamo visto un'altra sconfitta pesante interna dell'Hellas Verona contro il Torino, e soprattutto un Empoli che ha portato a casa una bella vittoria contro il Cesena, ed è una che sta facendo vedere forse uno dei migliori calci, per cui, diciamo così, proseguendo questo campionato l'Empoli di sicuro riuscirà a ottenere la salvezza, e probabilmente oltre a Parma e Cesena dovrebbe essere sulla carta una lotta finale fra Chievo e Cagliari. Assolutamente, temo proprio che alla fine sarà così, anche perché insomma l'Empoli secondo me ha operato molto bene sul mercato di gennaio, facendo ritornare a casa un giocatore importante come Saponara, e ha un allenatore che riesce veramente a dargli un ottimo gioco. Ieri ha saputo avere la meglio di un Cesena che ormai è decisamente spacciato, perché non ha dato il benché minimo segno di vita in tutta la gara. E sicuramente la salvezza sarà poi un affare tra Cagliari e Chievo, e vedo leggermente favorito il Chievo, se mi consenti, perché è una squadra che si è rinforzata molto. Il Cagliari ieri ha fatto una buona partita contro una Roma che possiamo dire si è salvata grazie ai suoi ragazzi giovani, e questo Verde che ci ha fatto tanto divertire ieri, ma anche a Sanabria e Paredes. Però credo che alla lunga il Chievo, per il carattere, per anche forse una maggiore abitudine nei vari anni alle salvezze, a centrarle all'ultimo, così alla fine credo possa aver ragione del Cagliari, che comunque ha cambiato molto. E insomma ieri oltretutto lì il croato Chop, che reggeva praticamente da solo l'attacco, si è anche andato a mangiare letteralmente 2 gol che avrebbero potuto significare quantomeno magari un punto per la squadra di Zola. E da segnalare che a livello di calciomercato il Cagliari deve prendere ancora a partire da giugno 40 milioni di euro dalla Roma per le cessioni di Araudo, di Nainggolan, e poi di Astori, di Nainggolan e poi anche di Babbo. Quindi sarebbe caratteristico che il Cagliari andasse a retrocedere, avendo poi la possibilità di avere un portafoglio molto ricco per il prossimo campionato. Giornata numero 22 che si concluderà, l'abbiamo detto, fra questa sera e mercoledì alle 20:45 all'Olimpico. La Lazio affronta il Genoa, sfida tutta d'Europa League, mentre mercoledì alle ore 18 allo Stadio Tardini una sfida, diciamo così, salvezza per il Chievo Verona contro un Parma, che poi andremo nel finale della puntata ad analizzare la situazione, direi sempre più assurda, di Parma. La massima serie poi tornerà in campo prossimo fine settimana, sabato 14 alle ore 18 Sassuolo Fiorentina, alle 20:45 Palermo Napoli, domenica 15 febbraio 12:30 Milan Empoli, alle 15 Atalanta Inter, Genoa Verona, Roma Parma
Torino, Cagliari e Udinese, Lazio, alle ore 18 Chievo e Verona, Sampdoria, e le posticipo serale al Manù di Cesena, la formazione romagnola affronterà la Juventus. Questo è il programma della prossima giornata. Ultimi minuti di trasmissione, Alessandro, li vorrei dedicare un po' alla situazione assurda del Parma, una società che è nata nel 1913, è già stata rifondata nel 68 e nel 2004 dopo 2 fallimenti, una società che comunque a livello di palmarès vanta 3 vittorie in Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe, 2 Coppe UEFA o Europa League, dopo il cambio di denominazione, e una Supercoppa UEFA. L'anno scorso il Parma aveva raggiunto un'ottima posizione in classifica, meritandosi l'accesso alla Europa League, poi mancata attraverso l'arrivo della licenza UEFA per il mancato pagamento di una fideiussione. È successo, direi, il finimondo, perché nel giro di qualche mese siamo passati dalla società in mano a Ghirardi, prima alla presidenza di Doca, poi a quella di Fabio Giordano, poi a quella di Ermir Kodra e adesso a quella di Gianpietro Manenti, cioè 5 presidenti nel giro di 6 mesi, considerando che i stipendi non vengono pagati d'agosto. Ci sono stati una serie di passaggi societari, prima la compravendita da Ghirardi a Taci, passando per Doca con Fabio Giordano che ha fatto il mediatore, poi il petroliero albanese ha preso la società e l'ha subito rivenduta a Fiorenzo Alborghetti, che è l'amministratore delegato di Rilecart, una società che fa parte del gruppo Pigna. Adesso è presidente Gianpietro Manenti, ma la cosa incredibile è che il Parma deve andare a tirare fuori qualcosa come 50 milioni di euro nel giro dei prossimi giorni. Per cui ti chiedo un attimo che cosa può succedere a Parma e soprattutto questa situazione assurda. Gente che continua a comprare una società, poi si accorge che ci sono debiti, si accorge che deve mettere milionate di euro e alla fine la va a cedere. Tutto questo considerando che abbiamo visto il passaggio di una società che si chiama Eventi Sportivi, che controlla il 90% del Parma e che viene venduta. Allora, innanzitutto bisogna dire anche una cosa, che come al solito qui si arriva quando la frittata è già bella che è fatta, perché i problemi del Parma dove nascono? Nascono comunque dalle miriadi di operazioni fatte negli anni scorsi, dove forse bisognava accorgersi che una società che ha quasi 200 tesserati e si chiama Parma, forse bisognava farsi un attimino 2 domande su quanto potesse durare una cosa del genere. Io cito anche l'altra faccia di questo triste caso Parma, ovvero il Gorica, che era una squadra slovena, partner del Parma, i cui giocatori sono in gran parte di proprietà del Parma e che adesso concretamente sta cercando anche lei il modo di andare avanti, perché nella politica scellerata del Parma viene anche coinvolta comunque un'altra società che oggi sta concretamente vivendo alla giornata cercando di trovare una soluzione per proseguire. Cosa può succedere adesso? Io la vedo onestamente molto difficile che arrivino questi 50 milioni. Nel migliore dei casi si farà magari all'italiana e questi 50 milioni verranno rateizzati in 682.000 rate, come è stato fatto a Roma per la Lazio per il suo debito. La cosa però che è triste effettivamente è che bisogna arrivare a questo punto per rendersi conto che qualcosa non va, che spesso e volentieri certe società fanno passi più lunghi della gamba. Sabato con Graziano Campi parlavamo anche dei prestiti fatti da Goldman Sachs e del rischio concreto comunque che queste politiche di passi più lunghi della gamba alla lunga portino a dei fallimenti e portino anche a grossi fallimenti, perché è vero che il Parma oggi era intesa come una società, diciamo, di medio-alta classifica, quindi non una big, però è una società che a livello storico di calcio italiano ha contato tantissimo, perché comunque ci ha portato alla scoperta di tanti campioni ed ha scritto comunque anche lei pagine importanti del nostro calcio, quindi vederla in queste condizioni è brutto, ma è anche un brutto segnale proprio per la salute del movimento in generale. Tornando brevemente a prima, io credo che invece di preoccuparsi di perpendicolari tracciati su un campo e della prospettiva, bisognerebbe preoccuparsi dei debiti che hanno le società e soprattutto di far sì che situazioni come quelle di Parma non accadano più, anche perché mi sembra che
negli ultimi anni i fallimenti di società siano stati veramente un po' troppi. Sì, basta pensare soprattutto anche alla riduzione delle squadre, direi a livello di Lega Pro, ma soprattutto anche ai vari fallimenti che abbiamo visto in Serie D. Ci sono tantissime squadre anche che nel campionato cadetto fanno fatica, e quest'estate abbiamo vissuto ad esempio anche la situazione di un Brescia che ha pesanti indebitamenti, per cui bisognerebbe probabilmente cercare delle regole e come hai detto te, fare in modo di non pensare magari a quisquiglie, però andare un po' sulla fase più importante dell'organizzazione di un campionato. E l'altra domanda che invece mi piacerebbe fare, Alessandro, prima di chiudere la puntata, è: ma tutti questi passaggi di società che alla fine ognuno, diciamo così, apre la scatola, capisce che ci sono i debiti e passa, diciamo così, la patata bollente a quello che si trova magari al suo fianco, ma che cosa giova, che cosa porta? Soltanto notorietà per essere magari 10 giorni il presidente del Parma? Beh, sicuramente porta un minimo di notorietà, la porta. Poi io onestamente credo poco alla storia che uno compra e scopre che ci siano dei debiti, perché per come la vedo io, ma faccio questa premessa, io sono un umile cittadino, non sono così ricco da potermi permettere di andare a comprare una società di calcio, ma dovessi mai andare a comprare una società di calcio, come quando magari vado a comprare una macchina, per la prima cosa mi accerto delle condizioni della macchina, cioè cerco di capire che cosa va, che cosa eventualmente può non andare, e poi valuta se comprarla o meno. E questo esattamente credo che sia quello che più o meno si fa quando si compra una società di calcio. Cioè, ora, io non credo che appunto non si sapesse la situazione del Parma, anche perché, ripeto, non è da ieri che ne si parla, ma è già da un po', e quindi questi che arrivano e dicono l'abbiamo comprata, però ma non sapevamo che c'erano i debiti. Cioè, o un'azione fatta veramente per notorietà, oppure c'è chi ha venduto, è stato così bravo che ha saputo spacciare quella che al momento è una Panda con la marmita bucata per una Ferrari. Però quando lo dice uno, lo dice il secondo, onestamente mi viene qualche dubbio, perché magari uno può cascarci e dire ok, ho comprato una Panda con una marmita bucata, ora la devo rivendere. Però non è che il secondo che arriva dice me l'hanno spacciata per una Ferrari e mi ritrovo una Panda bucata. Assolutamente, secondo me è una questione di notorietà e basta. Assolutamente, direi che a emblema della situazione delle Parma è abbastanza, potremmo citare il caso di Nicola Pozzi, che è stato ceduto in prestito all'Archivio Verona, che potrà essere riscattato a giugno dalla società Clivenza a 1.000 euro, questo anche per dire che probabilmente siamo arrivati alla iPhone, praticamente. Assolutamente. Alessandro, grazie mille del tuo intervento e ci risentiamo nelle prossime puntate. Grazie a te. Ringraziamo quindi Alessandro Gazzara, siamo arrivati in conclusione anche con 2 minuti d'anticipo rispetto alle ore 16, oggi l'abbiamo detto, puntata ridotta di Calcio Parlando numero 453, ma torneremo sabato 14 febbraio alle ore 13, nuovo appuntamento per analizzare i 2 participi della massima serie, considerando che però su www.calcioparlando.com trovate praticamente tutti gli approfondimenti delle vicende calcistiche nazionali e internazionali, viceversa sui nostri profili Twitter, @calcioparlando e Facebook calcioparlando per piede trovate invece quotidianamente dalle 8 del mattino fino alle 24, 16 ore di una redazione sportiva che vi fornisce tutte informazioni calcistiche, cercando di coprire nel migliore dei modi, direi, il 360 gradi del panorama calcistico nazionale e internazionale. Con questo Daniele Madasi un ringraziamento per averci seguito, buon proseguimento di ascolto su Radio Padania Libera.